and it's the best beat I've found. I like 3, 4. You like 6, 8, even more. 1, 2, 3, follow me, catch me, please. If I fall in love with you. Cividale del Friuli è oggi patrimonio dell'UNESCO. Le suggestioni dei suoi borghi e gli angoli romantici delle sue strade si incrociano con le radici romane, celtiche, longobarde e veneziane. È una minuscola città di frontiera e offre sensazioni uniche non solo per i suoi preziosi tesori artistici, ma anche per quell'atmosfera suggestiva che mescola stili e paesaggi sempre diversi. Un punto di incontro di culture diverse che danno forza al gusto della scoperta di palazzi e scenografie incantevoli, come quella che si può ammirare al Ponte del Diavolo, dove il fiume Natisone incontra la pianura. Da Cividale, seguendo l'antica via Iulia che in epoca romana raggiungeva le Alpi, si possono ammirare dei paesaggi pedemontani ricchi di morbide ondulazioni, i vigneti e i poderi che seguono le tortuose capezzagne delimitate da gelsi monumentali, le secolari chiesette campestri e i borghi rurali permeati di storia a testimonianza di un'agricoltura antica e parsimoniosa. Numerose sono le chiesette campestri alle porte di Cividale, come quella dedicata a Sant'Elena a Rubignacco. Edificata tra il 1300 e il 1400, sorge su una minuscola collina che domina ampi campi coltivati. L'anima di questo territorio nasconde sinuose colline, chiesette votive, importanti ville signorili, silenziosi borghi rurali e gli ampi panorami chiusi a nord-est dalle prealpi Giulie, che si affacciano direttamente sulla pianura friulana. Le campagne tra Udine e Cividale sono disseminate di preziosi edifici, un tempo il cuore delle attività agricole e residenziali, le cui architetture richiamano matrici di stampo veneto. Il terremoto del 1976 ha purtroppo minato numerosi e storici complessi di campagna, che solo in parte sono stati ricostruiti o risistemati nelle originali connotazioni. Una delle ville importanti e meglio conservate è quella dei Conti della Torre a Ziracco. Gran parte delle residenze nobiliari poste a est di Udine possono essere fatte risalire al 1500-1600. Fino al 1400 l'area era amministrata dal Patriarcato di Aquileia. Poi, una volta che questo ha perso la sua influenza, Venezia ha cominciato a gestire questi territori e le famiglie patrizie veneziane hanno portato anche il loro gusto per l'arte e la cultura. L'evoluzione storica ha portato ad aggiungere alle case patrizie spesso antecedenti elementi architettonici tipici veneziani come scalinate e barchesse. Un buon esempio di architettura veneziana ce l'abbiamo qua nella Villa della Torre, dove abbiamo tutti gli elementi tipici, dal giardino all'italiana, la scalinata e gli elementi laterali a chiudere il giardino. Le barchesse erano funzionali a quello che era il ruolo della villa nel mondo agricolo. Infatti contenevano il granaio e il ricovero attrezzi per il lavoro nei campi. La villa era al centro della vita agricola del paese e con dei contratti di mezzadria le famiglie coloniche, a fronte del loro lavoro nei campi e anche del lavoro che prestavano all'interno della villa, potevano tenersi parte del raccolto. Questa percentuale è variata negli anni, ma indicativamente il 50%. I paesi rappresentavano quasi dei sistemi autarchici, producevano tutto quello di cui avevano bisogno, principalmente produzione di mais e frumento. Bisogna anche considerare che le produzioni agricole di quella volta non avevano niente a che fare con quelle moderne. Una produzione di 60 quintali ettaro di mais era già considerato un buon raccolto. Il Friuli è stato teatro di scontro in entrambe le guerre mondiali
e questo ha fatto sì che le ville sono state spesso utilizzate dagli eserciti di passaggio. Nel caso della Villa della Torre, durante la Prima Guerra Mondiale, la villa è stata occupata dagli alpini che l'hanno utilizzata come ospedale militare. Durante la Seconda Guerra Mondiale, grazie ai prati adiacenti alla villa, gli americani l'hanno utilizzato per fare una base aerea. All'interno delle ville si svolgeva anche parte della vita religiosa. Le famiglie nobiliari avevano titolo nel nominare il parroco del paese. Una storia curiosa è successa qua quando è stato scelto un parroco che non piaceva alla famiglia e dunque è stato deciso che i coloni avrebbero dovuto partecipare alla messa separatamente al resto del paese. La chiesetta di San Rocco a Ziraco è posta in una singolare posizione al centro di un trivio. Tra i campi di mais a Siaco sorge la villa Belgrado Koren, che è stata costruita tra il XVI e il XVII secolo. A Marsure di Sotto, a pochi passi da Villa Koren, fa bella mostra di sé la spettacolare Villa Mangilli-Schubert del XVII secolo, attorniata da interessanti pertinenze rustiche e dalla sua elegante chiesetta. Le vigne, seppure di piccole dimensioni, garantiscono qui la straordinaria qualità dei vini di questa zona. Da secoli l'agricoltura in queste terre deve fare i conti con la cronica mancanza di canali ed irrigazione. Nella stagione estiva l'acqua viene distribuita dove possibile con costosi interventi di soccorso. A 2 passi da Povoletto sorge a Belvedere uno degli edifici che vantano una lunga storia. È la Villa Partistagno del XV secolo. Mostra un'architettura semplice ma raffinata che richiama le tipiche case padronali friulane. Poco distante, sulla strada che da Povoletto conduce a Marsure di Sopra, si affaccia a ridosso della roggia cividina la Villa Mangilli Zanardi Landi del XVIII secolo, con la sua cappella gentilizia dedicata a Sant'Eurosia. A Savorgnano al Torre, località piuttosto famosa per i suoi nobili vini di collina, la Villa Savorgnan del XV secolo mostra delle linee architettoniche che denunciano diversi rimaneggiamenti effettuati in epoche successive, ma che hanno comunque conservato l'antico fascino della villa. Dall'alto delle colline di Savorgnano, tra le vigne che hanno decretato la fama di questa zona, si apre una vasta prospettiva sui colli morenici e sulla pianura friulana. Molti dei solari vigneti che si affacciano sui paesi sottostanti, i cosiddetti roncs, come questi di Bellazoia, mostrano una cura singolare della terra, con un ordine e una pulizia degni di un bel giardino. Ronc in friulano è la parte alta della collina, delle colline, dei colli orientali del Friuli. Dall'alto delle colline si può ammirare dei panorami veramente fantastici, soprattutto nel periodo autunnale, quando c'è il viraggio delle foglie dal verde al rosso che arricchiscono cromaticamente i vigneti, ed è uno spettacolo venire in questi luoghi. I colli orientali del Friuli e il Collio sono la culla della ribolla gialla. È un vitigno che oggi sta incontrando un notevole successo. È poco conosciuto, ma sta avendo una diffusione molto importante in tutta l'Italia. È un vino molto fresco e molto sapido che si presta molto bene alla vinificazione di vini spumanti. Questo è un vino che ha una caratteristica eccezionale perché si sposa veramente con tantissime tipologie di piatti, dagli antipasti, dai primi a carne bianca e anche con cose anche molto saporite. È veramente l'ideale su tutti i piatti.
Anche in questa parte del Friuli sono spesso presenti i cosiddetti casali, che costituiscono un nucleo urbano isolato fatto di pochi edifici che in passato hanno garantito in modo autonomo la sicurezza e tutte le attività agricole delle famiglie di allora. Un singolare e antichissimo esempio di questi insediamenti, nei pressi di Ronchis di Faedis, è la casaforte Bergum del XIII secolo, oggi residenza privata, che aveva una preponderante funzione difensiva. Ai piedi dei primi importanti rilievi che chiudono la pianura verso est vi sono interessanti esempi di architettura rurale come quella di Racchiuso, Faedis e Attimis. Alle spalle di Faedis, dalla valle del Grivò, una bella strada tra i boschi sale al minuscolo e romantico borgo rurale di Costalunga, che gode, dai suoi 600 metri di quota, un'eccezionale posizione dominante su tutti i paesi del Friuli e su un'ampia porzione della cerchia alpina. La sua origine, così come per i piccoli abitati di Canebola, Valle, Pedrosa e altre frazioni della zona, sono fatte risalire al 1300, durante le migrazioni delle genti slave. Oggi il paesino è stato quasi tutto restaurato e sono state sapientemente conservate le particolari architetture di pietra, ingentilite dai decori, dai ballatoi di legno e dai numerosi fiori che fanno bella mostra di sé nei pochi viottoli del paese. L'aspetto naturalistico e paesaggistico di questa zona è confortato dalla bellezza dei prati circostanti, che, seppure in gran parte abbandonati, garantiscono delle aperture liriche di notevole impatto per l'ampiezza e la vastità dei panorami. Nei dintorni i rilievi più interessanti come lo Jauar, lo Ljuanez e il Kraguenza sfiorano i 1000 metri di quota e in tutte le stagioni offrono spunti naturalistici e paesaggi che a nord si aprono verso le Alpi Giulie, le valli del Natisone e la Slovenia. Sopra l'abitato di Attimis, immerso in una fitta vegetazione arborea, si erge il magnifico castello di Partistagno. È stato probabilmente edificato nel IX secolo dalla famiglia bavarese dei Mosburg e successivamente abitato prima dai nobili Atems, poi dai Cucagna e dai Partistagno, fino al suo abbandono, avvenuto nel 1500 dopo una travagliata serie di vicissitudini. Il complesso si trova al centro di un'antica via di comunicazione. Oggi il castello con le sue gradinate, la domus residenziale, la chiesetta di Sant'Osvaldo e l'imponente torre sono stati completamente restaurati, lasciando al visitatore la sensazione di un affascinante tuffo nel Medioevo. Tra Attimis e Faedis, tra Castagni, Carpini e Roverelle, i piccoli borghi rurali sono numerosi. Quello di Poiana, risalente al 1200, presenta ancora oggi interessanti e originali elementi abitativi, come scalinate, logge, ballatoi e decori artistici che sono ben conservati e rendono meglio di qualsiasi altra descrizione la vita dei suoi abitanti nel corso dei secoli. A Faedis, l'antica chiesetta di Colvillano dedicata a Santa Maria viene fatta risalire al X secolo, ma la sua attuale struttura sembra essere del 1600.
Sorge sopra un colle isolato dal quale si possono ammirare non solo Faedis, ma tutti i vigneti circostanti, i paesini della Pedemontana e i profili delle Prealpi. Quella del maiale è un'antica tradizione friulana che impegna ancora oggi i norcini in quasi tutte le famiglie contadine, anche se questo rito è ormai in via di estinzione. La macellazione del suino costituiva un vero e proprio giorno di festa, di prosperità e di aggregazione, che andava a concludere i sacrifici di un intero anno di lavoro. La qualità dei salami e dei prosciutti sono ovviamente il risultato di molti fattori. La carne viene anche buona perché dipende dall'alimentazione che si dà da mangiare al maiale, perché insomma ci vuole il frumento, grano della soia, dell'avena e per di più dopo anche bucce di patate, delle patate, della verdura. Quello incide molto anche sulla qualità della carne perché quello che gli si dà da mangiare dopo si ritrova sulla tavola. Del maiale non si butta via niente, però la parte più buona secondo me alla fine è la pancetta, perché la pancetta è un prodotto che sarebbe la pancia del maiale arrotolata, è un prodotto molto grasso con della vena di carne, però stagionata 1 anno e mezzo, 2 diventa un prodotto che è veramente eccezionale. In questa zona una nota interessante viene da un particolare vitigno, il Rifosco di Faedis, le cui viti in taluni casi hanno raggiunto il secolo di vita. Questa è una tra le viti più vecchie in Friuli. Si tratta di un Refosco di Faedis ed è datato di più di 100 anni. Nonostante questa sia una pianta molto vissuta, non è la più vecchia del nostro territorio. Infatti a Faedis possiamo trovare nel vigneto storico l'insieme di viti più vecchie del Friuli. Questa pianta potata a cappuccina produce circa 1,5 kg, 2 di uva ad anno. Da circa 130 anni, presso l'antico vigneto di una famiglia del posto, si allevano oltre 24 vitigni diversi, in parte arrivati da paesi europei grazie agli emigranti del luogo. Queste viti sono tutte piegate e a toccare quasi terra. Questo perché una volta, proprio per il buon principio agronomico che prevede che non si debbano fare tagli grossi nelle piante, ma sempre tagli su piccoli rami, su piccole diametri, le viti non venivano appunto abbassate, tagliate facendo grossi tagli di ritorno, bensì piegate in modo da abbassare il punto di produzione dei capi a frutto. Il castello di Zucco si trova a circa 300 metri di quota, sopra l'abitato di Faedis. Fu edificato dai signori di Cucagna nella seconda metà del 1200 e abbandonato nel 1500, probabilmente a causa del terremoto del 1511 o di altre vicende che ne avevano fatto perdere la sua importanza strategica. Da questa scalinata d'ingresso si può apprezzare, oltre alla domus fortificata e alle diverse unità abitative, anche la torre principale e la cappella del fortilizio, costruita nel tardo Cinquecento su antiche fondamenta. Il castello di Cucagna, che si trova in una posizione dominante più elevata rispetto a quello di Zucco, è stato probabilmente edificato tra il 1166 e il 1186 sui resti di un'antica vedetta sulle vie di comunicazione principali che collegavano in questa zona Gemona con Forum Iuli, cioè Cividale del Friuli. Il castello si raggiunge solo a piedi, percorrendo una bella e ombrosa mulattiera lastricata in un bosco di varie essenze vegetali. Dalla sua sommità, dalla quale deriva appunto il nome dell'imponente sistema fortificato, da Zuc, ovvero colle, il panorama che si gode è davvero esteso, non solo sulla pianura, ma anche sulla sottostante valle del Grivò. La vendemmia è quel magico periodo dell'anno in cui l'uva del vigneto, che è stata amorevolmente accudita durante la coltivazione, viene separata dal tralcio ed è trasferita in cantina. Dietro a questi gesti apparentemente banali si nasconde un enorme lavoro,
che è l'espressione di secolari tecniche, di conoscenze, di tempo e di amore. Un processo che si ripete da oltre 2000 anni. Per arrivare al vino, l'uva ha necessità di tutta una serie di fattori che debbono mantenersi in un perfetto equilibrio: il vino, la terra, il clima e la professionalità. Il rituale della vendemmia è un momento tipico della vita contadina, che è assimilabile a quello dell'uccisione del maiale. Si raccolgono i frutti di un intero anno di lavoro. È quindi un momento di festa. Una buona vendemmia prevede il rispetto di alcune regole fondamentali. La buona pratica agronomica consiglia di raccogliere le uve asciutte per evitare sorprese sulla qualità del mosto e di concentrare il lavoro nelle ore più calde della giornata. Molto importanti sono anche le operazioni di trasporto dell'uva in cantina. L'uva deve essere riposta in contenitori non troppo grandi e deve essere trasportata velocemente per la pigiatura, onde mantenere integri gli acini ed evitare fermentazioni anomale, soprattutto per quei vini friulani di particolare pregio come il Picolit. Se mai di là da ora parla. Sì, anche che sotto. Sì, che qualità rimpardana. Ottimo. Tu vas via per stradelle bianche, invece di girare a destra sul punto, tu vas via dritto le da Iuli. I become a shadow on the wall, forgotten as I wander through the halls. Non è male, va bene, perché il conto è madre sude prima. Vengo una settimana di anticipo. E vuoi sano, però è compatte, si chiappa le plove e difesa settimane, vado in cammino. Oggi raccogliamo il Picolit, che è destinato all'appassimento. I grappoli vengono selezionati manualmente per cercare quelli più spargoli, tipo questo, dove gli acini sono ben distanti tra di loro e permettono appunto il passaggio dell'aria, si evita così la formazione della muffa. I grappoli più compatti invece, tipo questi, vengono utilizzati per la produzione di vino fermo, non Picolit. I grappoli così disposti nella cassetta vengono poi portati in fruttaia, dove per 3 mesi faranno appunto un appassimento naturale. L'appassimento naturale appunto consiste in semplice ventilazione, non l'utilizzo di deumidificatori. Questo fa sì che nell'arco dei 3 mesi si instauri la botryte nobile, fondamentale per la riuscita di questo vino. Questo è un vino che può durare parecchi anni, fino a 10 anni non ci dovrebbero essere problemi. Io addirittura ho aperto una bottiglia, aveva 15 anni ed era spettacolare. I become a shadow on the wall, forgotten as I wander through the halls. I feel so broken. Try to see a glimmer of the light. Every single hope I have. Qui a Faedis si coltiva il refosco di Faedis, è una varietà autoctona del luogo e viene appunto coltivata e vinificata solo qua. Questo vino è molto strutturato, è un vino d'affinamento, da lungo affinamento, ha bisogno minimo di 1 anno o 2 di passaggio in legno per dare la massima espressione. L'ambiente pianeggiante a ridosso dei colli che lo riparano dalle Alpi è solcato dal torrente Torre, che assorbe gran parte delle abbondanti precipitazioni della zona e scorre parallelo a questo territorio del Friuli, posto appena a nord di Udine, ricco di rogge, tra queste la roggia di Palma e la roggia Cividina, e piccoli corsi d'acqua. Il Roiale, che proprio alle rogge deve il suo nome derivato dal termine friulano roe. Le prime rogge della zona sono fatte risalire al XII secolo. Da allora la presenza dell'acqua ha garantito lo sviluppo di numerose attività economiche che hanno migliorato la vita delle genti del Roiale. L'acqua delle rogge ha fatto girare nei secoli le ruote di un grande numero di mulini, alcuni dei quali sono ancora oggi in funzione per la macinazione dei cereali. La Campania conserva ancora le tracce di un'agricoltura che è praticamente scomparsa
e i gelsi monumentali gelosamente accuditi dai contadini sono la suggestiva testimonianza di un paesaggio inconfondibile, dove il mais è stato il protagonista di una singolare forma di artigianato. Ci troviamo nel Royale, che è caratterizzato dalla presenza di numerose rogge. In questa zona lavoriamo da secoli a foglia del mais. Da questa bratea noi ricaviamo borse, cestini, pezzi di arredamento, bamboline. Magari ora venga a salvare chi scava, di tu, chi scava venga a salvarli, perché dopo quando fanno la solforatura ora venga a sblanchiarli un po'. Che poi dentro sono gli signori. Sì. Ora venga e resti un po' perché questi splotti scalafate. Chi stanno e sono praticamente rovinati. Per realizzare i manufatti in cartoccio si devono per forza raccogliere le brattee a mano. Una volta raccolte le pannocchie e fatta la sfogliatura, dobbiamo lavorare la foglia con lo zolfo. È una pratica secolare e dopo, una volta lavorata, sbiancata e ammorbidita, la foglia viene intrecciata. Una foglia viene messa all'interno dell'altra, una dopo l'altra, si forma una corda. Dalla corda si passa all'ordito e dall'ordito si comincia ad intrecciare. Il manufatto finale naturalmente deve essere staccato dalla forma iniziale e bisogna tagliare le corde e cucirle. C'è bisogno di un ago particolare per cucire. Praticamente la borsa viene fatta dall'inizio alla fine sempre con la stessa corda, solo alla fine, quando abbiamo dato la forma dell'oggetto desiderato, si deve usare un ago. Il mais è stato per secoli uno degli alimenti più diffusi in Friuli. Ha garantito infatti con i suoi prodotti una serie infinita di utilizzazioni e una buona stabilità economica e sociale alle famiglie della zona. Sulle prime colline poste a nord il paesaggio si fa dolce e complesso. Si attraversano eleganti dimore al centro delle attività agricole, tranquilli paesi dove la vita scorre lenta, chiesette di campagna dalla storia millenaria e campi coltivati che si stagliano sopra uno sfondo di luminose montagne. Don't give up even though I know it hurts. Tweet, 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 listen to the happy flying birds outside. Let their song fill you up. We are young and we are beginning. Verso nord la pianura si avvicina alle montagne tra piccoli centri abitati e vigneti sempre meno estesi, ma pur sempre preziosi per la qualità dei vini. Nei pressi della Motta, a 2 passi da Nimis, il torrente Torre si incontra con il Cornappo in una scenografia spettacolare. Nimis ospita una serie di antiche chiese. La più suggestiva è senza dubbio quella di San Gervasio e Protasio dei secoli XII e XIV. L'impianto originario risale al periodo longobardo, ma l'attuale forma e dimensione sono del XII secolo. Il fascino di questa chiesa è generato anche dalle luci e dai colori della pietra, che si sommano a quelli degli affreschi. Da Nimis, la valle del Cornappo si incunea tra i primi rilievi delle Prealpi, primo dei quali è la Bernadia, che tocca gli 800 metri di quota.
Dopo Torlano, la valle si restringe e le cristalline acque del Cornappo solcano profonde forre rocciose di grande interesse naturalistico, con numerose grotte e abissi di origine carsica. Cascate, laghetti e una fitta vegetazione di frassini e carpini rendono l'ambiente particolarmente attraente. In prossimità del laghetto di una vecchia diga, il panorama si apre verso l'arida catena del Gran Monte, che raggiunge i 1600 metri di quota, dentro alla quale si nascondono le sorgenti del Cornappo. Molti sono i piccoli paesi ai piedi di questi monti che conservano diversi tratti linguistici di origine slava, che si osservano anche nei toponimi locali. Si percepisce l'isolamento di questi paesi soltanto percorrendo le serpentine della rete stradale che li collega. Taipana, Lusevera, Monte Aperta, Prossenicco, Platiskis sembrano davvero lontani. Le sorgenti della valle sono numerose. Le acque purissime che scaturiscono in diverse località hanno scavato per millenni la roccia calcarea, generando curiose formazioni di pietra che danno vita a seducenti cascatelle e laghetti. Nei dintorni di Nimis, a Ramandolo, le viti sono ancora protagoniste e nel panorama dei vini friulani rivestono un ruolo non trascurabile, soprattutto per l'omonimo e dolcissimo vino. I Romani, poi i Longobardi hanno sempre coltivato la vite e ottenuto ottimi vini, testimoniati dalla storia e dai documenti. Il territorio del Friuli orientale è caratterizzato da dei vitigni storici. Tra i bianchi annoveriamo il Piccolit, il più nobile, poi abbiamo il friulano Toccai, poi abbiamo il Verduzzo con il Ramandolo e la Ribolla, e pure la Malvasia. Tra i rossi abbiamo la grande famiglia dei Refoschi, abbiamo lo Schioppettino di Prepoto con la sua località, poi abbiamo il Pignolo e il Tazzelenghe. Nella zona più a est ritroviamo i due vini dolci più antichi, e cioè il Piccolit, le cui origini sono nobili, e il Ramandolo, che è un verduzzo coltivato nell'omonimo luogo. Questi due vini sono delle rarità. Il Piccolit, perché il suo nome lo dice, deriva da grappoli molto piccoli e quindi di poca produzione, e il Ramandolo perché può essere coltivato solo attorno a questo piccolo borgo. La zona porta ad avere dei vigneti molto piccoli e quindi anche le aziende hanno piccole superfici, le produzioni sono tutte artigianali. Uno dei corsi d'acqua più importanti della zona è il torrente Torre, che nasce a ridosso delle Alpi e quindi in quanto tali zone molto piovose. Questi torrenti danno origine a terreni alluvionali ghiaiosi in pianura che si contrappongono invece ai terreni particolari di ponca in collina. Ponca è un termine che identifica una stratificazione di marne e arenarie, sono terreni molto particolari e perfetti alla viticoltura. I loro sali donano all'uva e al vino delle note eccezionali. Le analisi che vengono effettuate sui vini hanno lo scopo di verificare la genuinità del prodotto, la sua sanità e l'assenza di alterazioni che potrebbero compromettere le caratteristiche organolettiche tipiche previste dai vari disciplinari di produzione. La scoperta di luoghi interessanti non può prescindere da una delle località più amene della regione, Tarcento, giustamente conosciuta con l'appellativo di Perla del Friuli, grazie ai suoi paesaggi da cartolina, alle sue ville e al fascino delle limpidissime e nervose acque del Torre che la attraversano in tutta la sua lunghezza. Risalendo la valle del Torre fino alle sue sorgenti, si possono ammirare diversi aspetti naturalistici interessanti.
Tra questi le cascate di Crosis, che si tuffano da un'antica diga che chiude la profonda forra carsica del torrente tra il Monte Stella e la Bernadia, che a sua volta a Villanova ospita una serie di grotti di notevole attrattiva che raggiungono anche i 7 chilometri di lunghezza. Dopo Vedronza, a Pradielis, il torrente scorre in un alveo più aperto, sul quale si affaccia la catena del Musi, una delle zone più piovose d'Europa. Qui nasce il Torre in una zona incontaminata e molto lontana dai circuiti turistici di massa e dove il sole durante l'inverno fa fatica ad illuminare le poche case sparse tra le ghiaie della valle. A ovest di Tarcento il monte Quarnan è la prima grande elevazione delle Prealpi, anche se la sua quota non supera i 1400 metri. È però un punto di riferimento importante, sia perché è visibile da quasi tutto il Friuli, sia per l'immenso panorama che si dischiude dalla sua vetta, ricca di fiori e di meravigliosi contrasti in tutte le stagioni. Dalla chiesetta del Redentore posta sulla cima si possono scorgere nitidamente le 3 cime di Lavaredo, la costa dell'Istria e perfino Venezia nelle giornate più limpide. Questo pezzo di Friuli che da Cividale giunge fino ad Artegna e Gemona racchiude l'anima di un territorio operoso e ricco di riferimenti naturalistici.